Oggi siamo qua con Riccardo Barbisan. Riccardo, raccontaci chi sei, quali sono state le tappe principali della tua vita e cosa ti ha portato a candidarti al Consiglio regionale del Veneto. Sì, io attualmente faccio l'assessore al bilancio, patrimonio e tributi del Comune di Treviso. Lungamente prima sono stato in Consiglio Comunale a Treviso già dal 2008 e nella 10ª legislatura sono stato consigliere regionale. Oggi mi porta a candidarmi nuovamente al Consiglio regionale, rispondere di sì al progetto politico di Alberto Stefani che si occupa di rispondere a tematiche principali del Veneto, quali per esempio l'invecchiamento, la competitività delle imprese e la curva demografica che in Veneto sta diventando sostanzialmente drammatica, quindi dare risposte ai bisogni concreti dei cittadini da questo punto di vista. Quali sono le priorità del tuo programma? In quali ambiti ritieni più urgente intervenire? Ritengo che sia urgente intervenire soprattutto sul tema del sociale, come avevo detto prima, quindi relativamente ai servizi educativi alla prima infanzia, asili nido, l'accesso a questi servizi, i costi di questi servizi e le lunghe attese per le case di riposo, e quindi prendersi cura delle quelle che sono i grandi anziani, le pluripatologie e quindi le cure domiciliari e le cure residenziali. Insieme a questo il desiderio è di non vedere più tanti giovani veneti che vanno all'estero per fare un'esperienza lavorativa e non tornare più, quindi dare opportunità alle imprese affinché possano sviluppare contratti di lavoro con maggiori garanzie e salari più elevati, affinché i giovani veneti possano continuare ad avere qui un progetto di vita, fare una famiglia e continuare a vivere in Veneto. Come immagini il Veneto tra 10 anni, se sarai eletto? Qual è l'idea di regione che vuoi lasciare ai cittadini e alle nuove generazioni? Immagino un Veneto orgoglioso, un Veneto che si occupa delle persone più deboli, un Veneto dal punto di vista della sostenibilità all'avanguardia, un Veneto sul quale i servizi alla persona siano al centro dell'azione politica, un Veneto autonomo nel quale la classe politica sia responsabile davanti ai propri cittadini.